polizze catastrofali sono state pensate da questo governo per fare in modo che in caso di terremoti, frane, alluvioni, inondazioni non sia il governo stesso a dover indennizzare i territori, ma almeno le imprese potranno vedersi indennizzate dalle compagnie assicurative. A spiegare l'obbligo stabilito dalla legge di bilancio 2024 per le aziende iscritte al registro delle imprese è Massimo Zito, direttore centro studi Confapi Taranto. Entro il 31 marzo, infatti, sarà obbligatorio stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di calamità naturali ed eventi catastrofali. Un tema complesso che è stato chiarito da Fabio Tagarelli, presidente AXA Assicurazioni Taranto, durante il workshop organizzato in collaborazione con Confapi Taranto. Un contributo formativo e informativo, perché il decreto entra in vigore il 31 di marzo e quindi le imprese cercano di comprendere quali sono gli obblighi e soprattutto quali possono essere anche le eventuali conseguenze di un mancato rispetto della normativa. Alle imprese che non rispettano le polizze catastrofali, infatti, saranno negati contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario. Il numero delle richieste mostra come sul territorio di Taranto ci sia una partecipazione attiva. In questo momento le richieste sono massive perché le imprese hanno compreso la delicatezza del tema e quindi c'è un'attività di richiesta di preventivazione diffusissima. Calamità naturali che non si sono ancora verificate sul territorio ionico, ma che non si possono escludere. Taranto in questo momento l'evento che potrebbe soprattutto in alcune zone della provincia può essere quello dell'alluvione, delle inondazioni, perché abbiamo a volte delle piogge veramente consistenti e le aziende è capitato che vedano anche le strumentazioni all'interno dell'azienda, magari non si danneggia il capannone, nel senso che non viene distrutto il capannone, ma vengono distrutte le attrezzature e le merci che sono dentro il capannone.